Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora le comiche finali del walk sarebbero anche irresistibili se uno non realizzasse che poi è qualcosa che accade davvero nella nostra quotidianità, è qualcosa che spesso monopolizza l'industria culturale. Allora il riso diciamo che si interrompe bruscamente. In ogni caso tenetevi forte perché la notizia di giornata è che a Roma arriva in anteprima il Museo del Patriarcato, di cui sentivamo dannatamente il bisogno, iniziativa a cura dell'associazione Action Aid, che ha come testimonial Violante Placido, un'attrice notissima del panorama cinematografico italiano che, come dire, non pare l'identikit, per fortuna, di una donna che ha dovuto mortificare i propri talenti e le proprie ambizioni intellettuali e di carriera. In ogni caso, dal 20 al 25 novembre i romani potranno recarsi a verificare di cosa si tratta, in cosa consiste questo fantomatico Museo del Patriarcato. Voi direte magari una ricognizione sulle molte periferie urbane europee, anche italiane, dove di fatto vige la Sharia, un racconto dell'infibulazione, della poligamia forzata, dei matrimoni forzati che attecchiscono nelle società islamiche. No, niente di tutto questo, ovviamente. Io vi illustro solo alcuni gli appuntamenti clou del programma per renderci conto di cosa si parla. Questo museo immagina un'ipotetica data che sarebbe il 2148, in cui il patriarcato è finito, e si guarda indietro agli anni 20 del 2000, dove per rendersi conto di come appunto il patriarcato infestava ancora le nostre giornate, che sono le giornate che stiamo vivendo io e voi. Allora, anzitutto segnalo il primo appuntamento, è un workshop per piacere uno shooting femminista. Tira fuori il tuo potere seduttivo. Che trucco scegli per piacere? I capelli come li vuoi? Hai pensato all'outfit? Ti aspettiamo per un appuntamento al buio con shooting fotografico di gruppo. Sarà un'esperienza che parlerà di cos'è la bellezza, di corpi e di sorellanza, perché la fratellanza è una bieca cosa reazionaria che peraltro rimanda a quel vecchio culto che si chiamava cristianesimo, che attecchisce, no, alla superstizione della società occidentale. Invece qui si parla di corpi, di sorellanza, ti aspettiamo sexy come non mai. Ultima precisazione ma decisiva, workshop riservato a donne e persone che si identificano come non binarie, cioè sostanzialmente a qualunque dei numerosi sessi, generi alla carte che trovate oggi nell'alfabeto woke, basta che non sia ovviamente il bieco maschio. Peraltro potrebbe darsi il caso di qualche bieco maschio che si finge convintamente non binario per partecipare a questo workshop, ma non vogliamo indagare oltre. Dopodiché abbiamo anche ovviamente il sostegno. Il sabato 22 l'evento si interrompe momentaneamente per sostenere la manifestazione nazionale di Non Una di Meno, dove vogliamo che tutte e tutti, non sappiamo se in quel tutti c'è un ripescaggio all'ultimo, diciamo anche del maschio reazionario, possano esserci. Poi abbiamo un talk sui corpi sotto controllo, ovviamente. E poi c'è la perla assoluta, lunedì 24 novembre, laboratorio ricamo erotico selvaggio. Il ricamo è un'arte garbata ed elegante dai tempi lontani, ma qui Goga Mason, prendo atto che è la persona che tiene questo laboratorio, propone di riappropriarsi del ricamo con l'obiettivo di trasformare quest'arte in un mezzo sincero e spontaneo di espressione. Vi dimostrerà che tutte sappiamo ricamare perché lo facciamo da sempre, ma ora siamo liberi di immaginare e ricamare tutto quello che vogliamo, la liberazione del ricamo. Ribalteremo il concetto di ricamo, sto leggendo davvero dal sito della manifestazione, liberandolo dai vecchi schemi
che lo vogliono una tecnica per donnine ben educate e sprigioneremo il suo potenziale creativo punk e soprattutto erotico, il potenziale creativo punk e soprattutto erotico del ricamo. Non so immaginare quali scenari, alcuni forse li ha immaginati in passato il Marchese de Sade, non lo so, io non ho un'immaginazione all'altezza per comprendere esattamente cosa voglia dire questa liberazione erotica e anche punk del ricamo. Io vi ho letto solo gli appuntamenti più salienti di questo Museo del Patriarcato in agenda per una settimana a Roma, che viene così descritto sempre sul sito, un'esposizione immersiva. Non ho idea di cosa voglia dire, oggi mi rifiuto di tradurvi perché ho un po' più una lacuna dal punto di vista della neolingua woke, per osservare da vicino le tracce di un sistema di potere fondato sulla discriminazione e sull'oppressione. No, non è l'Iran degli Ayatollah, sta parlando della nostra società, delle soggettività marginalizzate per la propria identità di genere. Reperti autentici, opere, testimonianze restituiscono l'atmosfera degli anni 20 del 2000. Tra dinamiche familiari, stereotipi di genere, violenza normalizzata. Violenza normalizzata. D'altronde siamo in un momento in cui dicono che un ministro che ha una certa impostazione sull'educazione all'affettività e alla sessualità a scuola è uguale a chi compie femminicidi, quindi siamo all'interno di questo delirio. All'interno di questo delirio però alla fine mi sento di consigliarvi una visita al Museo del Patriarcato, perché io davvero il laboratorio ricamo erotico selvaggio non me lo voglio proprio perdere. Grazie a tutti, vi aspetto stasera.